Va al Pomezia di Zappavigna il big match della quarta giornata del campionato di eccellenza girone A. La formazione rossoblu al comunale di Via Varrone batte per 1-0 grazie ad un rigore siglato da Mastella al 41esimo del secondo tempo il Valmontone, agganciandolo al secondo posto della classifica insieme alla Boreale di Ferrazzoli. Davanti a tutti c'è il Civitavecchia che ha pareggiato a sua volta per 0-0 a Colleferro. Prima frazione di gioco piuttosto avara di emozioni, soltanto due le vere conclusioni da rete. La prima per il Pomezia su calcio di punizione che viene respinto, la seconda su il Valmontone che prova questa conclusione di sinistro che viene deviata in corner. Secondo tempo invece che vede le occasioni migliori, prima il Pomezia a provare dalla distanza alto sopra la traversa, poi sono ancora i rossoblu ad andare in verticale, sfera per il numero 11 Laurato che prova a mandare il pallone filtrante verso il centro-sinistra, ancora sfera per Laurato che lascia il pallone al proprio compagno destro che termina alto sopra la traversa. Poi è il Valmontone a provare su direttamente da calcio di punizione sinistro che però termina alle spalle del numero 1 dei padroni di casa Matteo Santi. Ancora Pomezia che prova ad andare in verticale sempre sul lato di destra del campo, sfera per Albanesi che entra in area di rigore, il quale viene atterrato. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, al 41esimo arriva il calcio di rigore battuto da Massella che con il destro non lascia scampo ad Andrea Giordani, portando così in vantaggio i rossoblu sul finale di gara. Match che vede un'altra chance in favore della formazione rossoblu. A pagarne le spese è all'88esimo Renelli che viene espulso lasciando il Valmontone in 10 contro 11 per il finale. Sul calcio di punizione susseguente arriva la conclusione murata dall'estremo difensore del Valmontone, poi non c'è più tempo e arriva il triplice fischio del direttore di gara.